Lui in carne, osso, occhiali e baffi, Renzo Tondo ce l'ha fatto grazie al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia per essere qui con noi, visto che una domanda che le arriva invece, perché poi mi sono dimenticato, il Presidente Tondo può dirci, poi stiamo sulla terza corsia, se il piano di riorganizzazione sanitaria in Friuli prevede la chiusura del punto nascita presso l'ospedale di Latisana. Secondo alcune voci, l'ospedale di Portogruaro in Veneto diventerà punto nascita di riferimento anche per il latisanese. No, il problema è che noi abbiamo in Friuli Venezia Giulia 11 punti nascita. In base al numero di nascite che abbiamo nella regione sono troppi e stiamo facendo un piano in cui nella bassa friulana ne prevediamo uno solo, così come ne prevediamo uno solo nell'Isontino, così come ne prevediamo uno solo nell'Alto Friuli. Quindi non solo Latisana. Ma non sarebbe bene però che rimanessero, perché poi finisce che tutti quanti nascono già. Non si nasce più nei paesi, ma si nasce soltanto negli ospedali. Ma lei preferisce nascere che un suo figlio nasca in un posto sicuro o preferisce nascere sotto casa? Perché attualmente, avendone tanti, sono meno sicuri? No, ci sono delle regole molto precise stabilite dalla comunità, dall'Organizzazione Sanitaria Mondiale della Sanità, che prevede che un punto nascita per essere in sicurezza, e in sicurezza significa che abbia un ginecologo, una guardia di notte, tot infermieri eccetera eccetera, abbia almeno 1000 parti all'anno. Attualmente in Friuli? Attualmente abbiamo metà dei punti nascita del Friuli che sono abbondantemente sotto i 1000, molti anche sotto i 500 km. Telefonata, buonasera. Buonasera, vorrei fare una domanda al Presidente della Regione Tondo. Prego. Pronto? Pronto? Dica. Ecco, io vorrei fare una domanda al Presidente della Regione, signor Tondo. Io abito a Sequals. Lui ha detto... Dove c'è ricordiamo, c'è un memoriale a Carnera. Sì. Siamo finalmente riusciti a farlo a Sequals, mi pare di capire. No. Lui ha detto che ci sono troppi ospedali che nascono di bambini. A me mi è successa una cosa con il mio nipote di 2 anni, che ha ingoiato un piccolo ossicino e noi da Sequals abbiamo dovuto portarlo in pediatria. Prima l'ho portato all'ospedale di Spilimbergo, poi mi hanno detto lo porti a San Vito al Tagliamento e da San Vito al Tagliamento l'ho portato a Pordenone perché non ci sono strutture nella zona qua. Io dico nel Maniaghese, nel Spilimberghese, non ci sono pediatri dal momento pronti per accogliere questi bambini. Dobbiamo andare o Pordenone o San Daniele del Friuli o addirittura a San Vito al Tagliamento. Io non voglio che ci siano tutti questi punti di riferimento per i bambini, ma almeno nel giro di 30, 40, 50 chilometri un primo pronto soccorso per i bambini pediatrico per casi di urgenza. Io vedo dall'ANSA, ringrazio, una bozza di riforma che prevede 3 aziende territoriali con gli ospedali in rete, mentre gli ospedali universitari e gli IRCS dovrebbero far parte di aziende sanitarie separate. Ma il signore pone un problema che andrebbe affrontato con un lungo discorso. E sta a cuore sostanzialmente, sta a fondo sostanzialmente questo: che tipo di sanità vogliamo? Io non so che patologia avesse il bambino di 2 anni. Aveva ingoiato il tuo ossicino, ecco, so per certo che su alcune tipologie di intervento è bene avere un'alta qualità dei servizi. Ecco, noi abbiamo anche il caso di un pronto soccorso, mi pare proprio nel comune in cui parlava a Maniago questo signore, in cui la persona che ha utilizzato il pronto soccorso, proprio perché ha perso tempo andando a un pronto soccorso che non era ovviamente all'altezza della situazione, perché non poteva esserlo, non certo per colpa delle persone, ma avrebbe dovuto raggiungere un ospedale di qualità, mi pare che poi sia deceduto. Noi dobbiamo puntare a una qualità della sanità che sia concentrata nelle risposte per gli acuti in alcuni punti dove si dà l'eccellenza. Il problema non è più avere l'ospedale sotto casa, il problema è avere medici, tecnologie medicinali, diagnostiche che ci diano subito la risposta che vogliamo. Se io ho un problema non me ne frega niente di fare 30 km in più, preferisco sapere dove mi curano bene questo problema. Per avere la sanità però vicina, perché poi se no deve fare il peregrinaggio. Vuoi spiegare questa notizia che vedevo che è del 9 giugno? No, noi abbiamo in questo momento in Friuli 9 aziende sanitarie, corrispondenti a aree territoriali, aree vaste e aziende ospedaliere, ne dovremo 6. Perché qui leggo 3? No, 3 aziende territoriali più l'ospedaliere. Comunque 3. Ci sarà una riduzione di numero di 3.
comporta meno servizio sul territorio? No, comporterà esattamente il contrario, nel senso che se dovessi fare uno slogan direi meno camici bianchi e meno cravatte e meno uffici e meno amministrativi e più camici e più infermieri. Quello che di cui si preoccupa la gente è ovviamente che ci siano meno ospedali, non sarà così? No, gli ospedali rimarranno tutti, concentreremo alcune specialità, perché c'è bisogno che alcune specialità abbiano un elevato grado di offerta di salute. Parlavamo dei punti nascita prima. Non può rimanere in piedi un punto nascita, ne abbiamo uno in Friuli, che ha Friuli Venezia Giulia, che ha 347 parti all'anno. Quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dicevo prima, parla di 1000, disponibile a fare una deroga per le zone montane a 500. Ci sono ospedali non in montagna che fanno 347 parti. La domanda che faccio io è: chi porterebbe la propria moglie o la propria figlia a partorire in un posto dove non c'è la sicurezza? O preferisci fare 30 km in più e portare tua moglie e tua figlia a partorire dove sei sicuro?